Dal Comune di Milano parte l'iniziativa di una caccia al tesoro online di una settimana su tutta la città, dedicata a ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di Milano e aperta anche ad appassionati e curiosi. Sul sito www.cacciatesoromilano.it è possibile iscrivere la propria squadra gratuitamente a partire da sabato 30 maggio fino al 5 giugno. Dopo l'apertura, che si terrà l'8 di giugno con un messaggio del sindaco Giuseppe Sala, ogni mattina per 5 giorni, dalle 10 alle 14, vi sarà una tappa con 10 prove da superare, tra enigmi, iscrizioni da decifrare, indovinelli, quiz e indizi nascosti in diversi luoghi di Milano, dal centro alla periferia, senza muoversi di casa, ma navigando nelle mappe web e collaborando in chat con i compagni di squadra. Le squadre si cimenteranno in prove di abilità sui temi più svariati, dall'arte all'architettura, passando per la storia di Milano, le tradizioni, la cucina e lo sport. Le tappe comprenderanno anche prove speciali dedicate alla sostenibilità, alla sana alimentazione, alla lotta agli sprechi, al riciclo e alle buone pratiche green. Tra una prova e l'altra, i giocatori saranno accompagnati e sostenuti con dei brevi video da 15 guide milanesi, provenienti dal mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo, dell'informazione e della musica. 11 città, 3 università e 5 importanti partner del sistema alimentare, coinvolti e coordinati dal Comune di Milano, si sono aggiudicati 12 milioni di euro per portare avanti il progetto Food Trails, vincitore tra 20 diverse proposte del più grande bando europeo, Horizon 2020, vinto dal Comune di Milano come capofila. Fornire a tutti i cittadini alimenti convenienti, sicuri e nutrienti e creare sistemi alimentari regionali più sani e sostenibili grazie a politiche alimentari urbane integrate sono gli obiettivi primari di Food Trails, che sarà composto da diversi progetti pilota per i quali ora sarà avviata la coprogettazione e che saranno messi in atto a partire da ottobre 2020. Al Comune di Milano, in particolare, sarà assegnato 1.640.000 euro, di cui 450.000 dedicati a Milano Ristorazione per l'attuazione di un'azione pilota nelle mense delle scuole della città. Fondazione Milan è al fianco del Comune di Milano per supportare il dispositivo di aiuto alimentare nato per aiutare anziani e famiglie fragili durante l'emergenza coronavirus. Grazie a una raccolta fondi attivata nei giorni scorsi è stato possibile raccogliere oltre 57.000 euro, con l'obiettivo di arrivare almeno 100.000. Le donazioni vengono utilizzate per l'acquisto di deterrate alimentari da mettere a disposizione degli hub di distribuzione. Nella giornata di venerdì 29 maggio, una delegazione della Onlus Rossonera, con la presenza di Franco Baresi e Daniele Massaro, insieme alla vice sindaco del comune e delegata alla Food Policy Anna Scavuzzo, ha visitato l'Hub 7, uno dei 10 presidi del dispositivo distribuiti sul territorio cittadino. I due campioni, Baresi e Massaro, hanno potuto così salutare tutti coloro che stanno lavorando per dare un piccolo aiuto a chi sta affrontando questo periodo con difficoltà.